La nostra amministrazione comunale promuove e realizza iniziative a favore dell'ambiente assieme a diverse associazioni ambientaliste, Plastic Free, ma anche Lega Ambiente, Gruppo Iniziative per l'Ambiente, Le Dune. Le ultime due sono locali, sono associazioni locali, le prime due hanno un carattere di tipo nazionale. Ecco, ricordo ad esempio le passeggiate ecologiche che abbiamo organizzato con gli studenti delle scuole per raccogliere i rifiuti abbandonati in siti importanti dal punto di vista naturalistico, come per esempio la Pineta oppure la spiaggia di Scano Cavallari. E soprattutto per insegnare e per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza della tutela e della difesa dell'ambiente e sul contrasto all'abbandono dei rifiuti. E tra tutti i rifiuti la plastica è il peggiore perché diciamo, ha un effetto devastante sull'ecosistema marino e terrestre e perché non dissolve mai. E quindi abbiamo accolto volentieri l'invito di Plastic Free di emettere un'ordinanza contro il rilascio di palloncini in cielo. L'ordinanza riguarda solo i palloncini gonfiati ad elio, cioè con gas più leggeri dell'aria, e che volontariamente vengono rilasciati in cielo. Non riguarda quindi i palloncini gonfiati ad aria, che quindi non volano via, e che appunto una volta finita la festa vengono rimossi e quindi non inquinano. Quindi è chiara la distinzione, no? Ecco, ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa che può andare da 25 euro a 500 euro, secondo la gravità del fatto. La figura del dottor Capanna ci ha proprio dato piena disponibilità, totale disponibilità per cercare di dialogare, di confrontarci, di arrivare a capire che cosa si può fare insieme, ma soprattutto apprezzo la volontà, che è quello che fa la differenza, perché secondo me si può tanto parlare, ma quello che fa la differenza è proprio quando le persone si uniscono, condividono un obiettivo e lo portano a termine, lo concretizzano. Noi siamo un po' l'emblema della concretezza, perché Plastic Free in Italia ormai ha oltre 250.000 volontari, abbiamo 1.200 referenti, qui ne abbiamo 2 locali, Portoviro è degnamente rappresentata da 2 portavoce, quindi i referenti sono persone che sul territorio mandano avanti i nostri progetti, e abbiamo raccolto oltre 3,5 milioni di chilogrammi di plastica e di rifiuti, quindi la concretezza, diciamo, è un po' il nostro emblema. Però abbiamo bisogno sempre delle istituzioni, quindi se c'è un percorso, una sinergia che porta realmente a della concretezza, a noi fa solo che piacere. Auspico che in tutto il Polesine, Portoviro e anche Taglio di Po, che sono un po' i 2 esempi virtuosi, insieme anche a Pontecchio, che è un altro comune plastic free, diano una spinta e si crei a cascata un insieme di altri comuni che insomma si avvicinano, ci sposano la causa, Un effetto domino, si mettono al nostro fianco per migliorare il territorio e per portare le persone ad acquisire quelle best practice, quelle buone pratiche che spesso leggiamo ma non mettiamo realmente in pratica. Noi non ci sottrarremo mai a segnalare quanto è la nostra disponibilità rispetto alle varie emergenze che possono esservi. Quello che serve assolutamente a tutti i livelli è che su questo tema cresca sempre di più la consapevolezza. Non è una battaglia che si vince in 2 giorni, non è una cosa che sia semplice da fare. Un po' come in questi giorni siamo tutti attenti ai telegiornali che ci parlano della conferenza sul clima. Questo è un'altrettanta battaglia complicatissima che però deve vederci impegnati tutti. Ormai ci stiamo troppo abituando a vivere in un territorio sporco. E bisogna puntare sui giovani, bisogna sensibilizzare, come dicevamo, le giovani generazioni sul tema del rispetto dell'ambiente, perché diciamo, passatemi il termine, educare gli adulti
È sempre più difficile, quando un adulto ha la mentalità già formata è difficile fargli cambiare idea, è possibile, però è più difficile. Invece se lavori sui giovani, sui bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze fin dalla scuola, li insegni e li educhi e li formi.